Allora, faccio la sintesi rapidissima proprio in una battuta di quello che, diciamo così, io porto via e dopodiché apro velocemente il dibattito per chi volesse intervenire, anzi, ecco, se vi iscrivete magari. Ringrazio anche che sono arrivati i colleghi Giorgio Santini e anche la collega Arianna Spessotto. Mi fa anche piacere che il collega del Partito Democratico e la collega del Movimento 5 Stelle sono qua con noi interessati a questo tema. Dunque, quello che io ho capito della sfida importante che abbiamo davanti è questo. È probabilmente stato un errore dare un vestito d'Italia larga a tutte le parti dell'Italia che sono così diverse. La riforma del 2001, come è stato detto, senza poi quei stringenti vincoli sulla responsabilizzazione. Oggi c'è la tendenza, infatti, è quella che, avendo visto le cattive prove di tante parti di classe dirigente regionale e locale nel nostro paese, si sta tornando indietro e quindi c'è una così, no? Una specie di riduzione di quelle che sono le possibilità di competenze di materie per i livelli regionali, quella che sarà la riforma che sarà sottoposta al giudizio degli elettori. Tra l'una e l'altra cosa, però, abbiamo capito che siccome il paese è particolarmente complicato e diverso, probabilmente la ricetta giusta non la troviamo in un'unica norma scritta in Costituzione a Roma che vale per tutti. Questo ci è stato detto oggi. C'è bisogno delle taglie fatte un po' più su misura, c'è bisogno di una politica che fa un po' più salto e non, come dire, il produttore in serie di vestiti uguali per tutti. Questo strumento c'è dal 2001, questo è stato detto, e la politica è mancata nell'utilizzarlo. Questo strumento, il 116 terzo comma, trovate anche in cartellina tra l'altro, che sia pure in una forma più, ridotta rispetto alle materie come detto il professor Antonini, abbiamo, qui c'è il senatore Santini, con lui abbiamo fatto una battaglia del Senato della Camera perché fosse mantenuto in Costituzione. Perché senza questo punto di equilibrio, veramente per il Veneto sarebbe stato difficile accettare la riforma costituzionale, ma gli strumenti del salto ci sono in Costituzione, ci sono dal 2001 e resteranno anche dopo. Accanto allo strumento del salto, che sia stato detto c'è il problema di avere il salto adesso. Cioè quello che cuce il vestito e lo fa nella contrattazione, il negoziato. Io sono contenta che voi assistiate a nostra regione, mi auguro, in questo negoziato quanto prima produttivo. Negoziato che il governo ha dichiarato di essere disponibile ad aprire. Quindi adesso il problema è un problema di salto. Per aiutare questo salto, che in parte è un salto regionale, la politica regionale, in parte è un salto nazionale, cioè il governo nazionale, il referendum è lo strumento che ci dà la forza per dire alla politica basta dormire, cominciamo a utilizzarlo. E allora ecco che i numeri di quel referendum, se gestiti in modo consapevole, se partecipato, sono quelli che consentiranno di avere più capacità contrattuale e di investire quindi, di vestire il Veneto nel modo più adeguato. Io sono un po' preoccupata e concludo che, e ringrazio davvero voi per essere qui oggi, voi che avete accettato l'elettore Cosotto di essere con noi oggi, noi abbiamo bisogno di portare questa discussione in mezzo alle persone. Non deve essere una questione della politica o una lotta addirittura, una veghetta politica tra una parte e l'altra. Abbiamo bisogno anche di serietà e di credibilità, cioè di chi ci rappresenta nei tavoli anche governativi. Non dica una volta autonomia, una volta indipendenza, una volta secessione, ma ci stia lì con i numeri, con le richieste, le istanze giustificate, facendo valere appunto la taglia di questa regione. Anche perché poi sapete, quando l'autonomia comincia a non averla più per troppo tempo, cominci anche a diventare irresponsabile. E io un po' le leggo anche così le vicende di questo Veneto, che poi alla fine, se sono i furbi quelli che vincono, alla fine si è quasi portati, purtroppo non dovrebbe mai succedere, a fare esattamente la stessa cosa. Allora, a voi la parola, noi questo è un primo di una serie di incontri, noi cercheremo di andare in giro anche con l'aiuto di uno staff, di un comitato che ci aiuterà, perché ripeto, questa non è una battaglia di una parte politica, anzi vorrei dire che la sento molto la mia battaglia politica nel centro-sinistra, visto che
negoziato, per cui bisogna assolutamente che siano i cittadini i protagonisti di questa cosa, le categorie economiche che comincino ad aiutare anche la regione a riempire di contenuti questo progetto e questo negoziato. E noi dobbiamo cominciare a leggere sui giornali che questo dibattito c'è, che è in concreto e porta finalmente a dei risultati. Credo che il referendum sia un'arma che ci ha dato la Corte Costituzionale di straordinaria efficacia, se però è dei cittadini, non di lotta o di lega politica tra le classi dirigenti. Scusate, ho fatto un po' lunga, ma era questa un po' la sintesi, e quindi il percorso continuerà per ridare consapevolmente la parola ai cittadini. Il Brexit ci insegna quanto è importante lo strumento di democrazia diretta, anche se è solo consultivo. Ci insegna anche che se i cittadini non sono consapevoli, votano o stanno a casa e quindi non raggiungiamo ancora una volta l'obiettivo. E questa è la responsabilità delle classi dirigenti ancora una volta, non dei cittadini. Bene, qualcuno ha piacere di intervenire? Prego. Allora scusate, faccio forse qualcuno si iscrive. I presenti? Sì, Stefano Chiavanni, io sono il presidente del Movimento per l'Autonomia di Mestre, che è promotore di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per dare autonomia ai due comuni di Mestre e di Venezia. Quindi siamo sicuramente d'accordo con l'idea dell'autonomia, raccogliamo la sfida dell'onorevole Odinato, sosterremo anche noi, soprattutto se la giunta regionale confermerà che si farà il referendum nostro per l'autonomia dei due comuni lo stesso giorno dell'autonomia del Veneto. Raccoglieremo quindi questa sfida di spiegare ai cittadini che autonomia è responsabilità, autonomia è partecipazione, autonomia è positiva per tutto, per creare e amplificare le risorse. Quindi su questo assolutamente siamo d'accordo. Su quanto è stato detto finora sono d'accordo anche con le parole chiave che sono state toccate. Sono anzitutto spazio alle forme di democrazia diretta, come ha detto bene l'onorevole Rubinato. Sappiamo che da noi invece questa spazio alla democrazia diretta non è stato tanto lasciato dall'attuale maggioranza del Comune di Venezia, che ha aggredito con parole violente invece i comitati e cittadini. Invece sono molto importanti, sono d'accordo anche con il professor Bertolisti quando dice che non dobbiamo andare a impetrare, a chiedere competenze col cappello in mano. È anche vero che un'altra parola chiave però è quella del decentramento, è stato citato prima Feliciano Benvenuti che ricordava che in altri paesi il concetto di autonomia non è così legato al decentramento. Da noi questo collegamento è necessitato dal fatto che per un ventennio fascista c'è stato comunque l'accentramento, per cui dobbiamo comunque partire da quello e chiedere comunque competenze, certamente in modo non deferente ma in modo attivo. Così come è importante anche la partecipazione alla democrazia diretta e vorrei anche spiegare che l'autonomia non è solo autonomia normativa, è anche autonomia organizzativa politica, magari ne parleremo in un'altra occasione più ampiamente, vengo subito alla domanda. Proprio per questo motivo sono state citate ad esempio i Coreco in passato, si diceva allora a livello dottrinale che i Coreco sono un'eccezione che fa sì che si attribuissero allora alle regioni dei compiti di controllo che spetterebbero altrimenti allo Stato. E mi chiedo, al di là dell'articolo 116 che è fondamentale, chiedo ai professori, c'è sempre stato all'interno dell'ordinamento, come ritengo io, comunque uno spazio per dare comunque autonomia alla regione Veneto o alle regioni in generale? Grazie. Scusate, volevo ringraziare intanto il sindaco Terminato per averci fatto questo impegno e i nostri docenti che hanno in qualche modo illustrato un attimino il dato tecnico. Il mio intervento in realtà sarà breve, sarà prettamente politico. Io faccio parte di un movimento che si chiama Sanca Veneta, Sanca in veneto significa sinistra, e ci occupiamo di autogoverno in senso lato, nel senso che Sanca è la mano sbagliata, non credo sia quella sinistra. Io volevo semplicemente fare un paio
paio di punti critici rivolti alla sinistra veneta. Con sinistra ovviamente intendo tutti quelli che si riconoscono in politiche cosiddette progressiste, utilizzo la parola in termini molto ampi. Nel 1974 i partiti socialisti delle nazioni senza Stato, quindi Catalogna, Paesi Baschi, Scozia, Bretagna, hanno firmato una carta di Brest che sostanzialmente era un programma politico contro l'autoritarismo degli stati dove erano collocate e a favore dell'autonomismo. Allora io finora in Italia abbiamo avuto questa anomalia, nel senso che fino a questo momento qui l'autonomia, comunque il decentramento, l'autogoverno sono state appannaggio di una politica che è di stampo conservatore, tanto è vero che fino a questo momento gli effetti di tutte queste politiche che tentano di emancipare l'autonomia non hanno sortito nessun effetto. Quindi la critica che voglio rivolgere verso un parterre che si identifica in politiche progressiste è proprio quello di tentare di affrontare l'argomento senza riflessi pavloviani. I riflessi pavloviani sono dei riflessi che sono condizionati nella nostra mente, ovvero sì, ogni volta che noi sentiamo parlare di indipendenza, di autonomia, di autogoverno, abbiamo questo senso di restringimento sul termine proprio perché siamo stati abituati che sono delle cose negative e invece sono delle cose molto molto positive per la responsabilità dei territori stessi. Noi quando parliamo di autonomia parliamo di un'autonomia molto molto diversa perché vorremmo che in qualche modo la piramide si rovesciasse e quindi non fosse più uno spostamento semplice dell'asse da Roma a Venezia, ma che fosse proprio una sorta di restrizione delle regole in senso autonomista o comunque di autogoverno, amiamo molto questo termine. Dopodiché una piccola nota finale con cui concludo in realtà, che tocca un attimino i temi che sono stati trattati dagli autorevoli docenti costituzionalisti. Quando ero piccolino mio padre mi dava la cosiddetta mancia, ma me la dava solo se ero stato bravo, se invece ero stato cattivo non me la dava, ma erano soldi suoi. Quando sono cresciuto, ho cominciato a lavorare, ho avuto un mio stipendio, quelli sono diventati soldi miei. Finché sono stato a casa di mio padre ho contrattato con lui quello che poteva essere la mia parte. Dopodiché quando me ne sono usciti invece quelli sono stati soldi completamente miei. Mio padre mi ha sempre trattato così per senso di responsabilità, nel senso i soldi che vengono raccolti in Veneto, le leggi che possono venire affrontate in Veneto sono patrimonio nostro. Di conseguenza io quando sento parlare di virtuosismo allora autonomia, non virtuosismo allora non autonomia, mi rigidisco un attimino perché vedete, a mio modo di vedere l'autonomia è prettamente responsabilità, ovvero sì, all'interno di un territorio c'è la necessità di fare una legge o di affrontare un argomento in una determinata maniera. Si fa, perché quel pezzo di territorio ha quelle necessità. I soldi che noi raccogliamo tramite la tassazione che confluiscono a Roma sono comunque soldi che vengono raccolti dal territorio, quindi a nostro modo di vedere dovrebbero essere utilizzati in maniera virtuosa perché lo vogliamo noi e non perché in quel modo lì lo Stato ci restituisce. Tutto qui. Grazie. Volevo un chiarimento su un aspetto operativo. Adesso noi arriviamo a una sensibilizzazione del territorio per poi arrivare a un referendum possibilmente sull'autonomia. Ma questo referendum viene dettato da una raccolta di firme o da che cosa? Perché mi sembra che ormai che la Lega si sia impostata su un referendum per indipendenza. E mi chiarite questo aspetto per favore, grazie.
e per legittimare maggiormente l'istituzione regionale a chiedere queste maggiori condizioni di autonomia. Quindi dobbiamo leggere questa iniziativa, questo evento, come un'occasione perché l'elettorato veneto, i cittadini veneti supportino l'istituzione regionale a questa azione di contrattazione. Ma questo strumento il consenso che potrà avvenire attorno a questo tema dell'autonomia da parte dei cittadini veneti, io lo spenderei anche nel momento in cui mi auguro che vada in senso positivo, lo spenderei anche per andare oltre. Io considero l'articolo 116, comma 3 della Costituzione, che peraltro con la riforma viene ridotto nel suo contenuto, apro la parentesi, non ci sarà la sanità tra le materie su cui lo Stato e la Regione potrà chiedere maggiore autonomia, ci saranno altre cose, anche le politiche sociali, ma non la sanità. Comunque questo l'articolo 116, comma 3 della Costituzione, io lo considero, come si dice, il minimo sindacale che una regione come il Veneto possa ottenere per avere maggiori condizioni di autonomia. Perché io andrei anche oltre, tanto più che con la stessa riforma costituzionale vengono confermate le regioni a statuto speciale e il Veneto è incassato tra due regioni a statuto speciale, di cui una delle due molto speciale anche. Non vedo perché il Veneto non debba chiedere anche la specialità, che va oltre al 116, comma 3, ma che possa diventare anche una regione a statuto speciale, quindi ottenere una legge costituzionale che sancisca la specialità, che può essere per esempio uguale a quella del Friuli, in vista un domani anche di un riordino territoriale che veda che possa considerare una fusione tra queste due regioni, che peraltro storicamente anche hanno avuto un percorso comune. Pensiamo a tutto il periodo della Repubblica di Venezia e anche il periodo della dominazione austriaca. Veneto e Friuli erano praticamente un unico territorio. Ecco, quindi io direi che proprio questa occasione dobbiamo spendere anche per andare oltre l'ambito ristretto dell'articolo 116, comma 3. Salve, grazie Simonetta per l'occasione, sei data davvero, perché non è una moda la tua, come dicevi, è un tuo modo di fare politica attenta al territorio, che porta spesso proprio a essere sui contenuti anche fuori dalle cose, fuori da quelli che sono degli ordini precostituiti che spesso i politici abbiamo avuto e hanno. Io sono assolutamente grato, perché appunto quando si viene si impara qualcosa, si ascoltano cose importanti, si studia anche felici contenti. Tre cose sintetiche e veloci. Io sono favorevolissimo che si faccia il referendum, questo sull'autonomia del Veneto, per due aspetti. Uno sicuramente è quello legato alla democrazia diretta, per cui la politica non deve mai aver paura dell'opinione dei cittadini, come è stato ampiamente detto nelle relazioni, e dall'altra perché attraverso queste azioni in prima persona, mi pare che si sia molto bene nel concetto che esprimeva il professor Mario Bertolisi, attraverso l'azione delle persone poi si costruiscono i patti in un paese, e la Costituzione per me è un patto appunto che deve essere un reciproco patto fra andare a avere in questo paese. Posso dire che invece dal 2001 responsabilità della parte progressista o di sinistra o di centro-sinistra, chiamiamola come vogliamo, si è iniziata una brutta stagione politica. Il pensare che avere un voto in più in Parlamento si cambia la Costituzione ci ha portato ai disastri di oggi, ed è cominciato dai progressisti nel 2001 con il titolo quinto. Il titolo quinto che probabilmente ha consentito anche una sentenza come questa sul 116, ma è stato un grande pasticcio, ha fatto fare passi avanti, non ha rafforzato le regioni, ha creato una grande confusione, non ha fatto niente di positivo poi nei territori, secondo me. Quindi da questo punto di vista, se il Veneto vuole darsi voce, vuole in qualche maniera
fatte in maniera seria, non come propaganda demagogica per sbandierare qualche vestito. Quello non serve a niente. E allora anche questo, se vogliamo che una cosa vera, cioè che quindi incida poi sui patti da scrivere e da contribuire, deve essere una cosa vera che deve appartenere al popolo, deve essere in grado di parlare liberamente di che cosa vogliamo, perché altrimenti, dicevano bene stamattina lo Sottosegretario Silvento, a Roma e al mondo è quello dell'uomo si è fatto con lo scandalo in cui i Veneti hanno governato molto di quello scandalo, è fatto delle banche venete come governate dai veneti, perché la politica veneta sarà dentro fino al collo e adesso tutti zitti, quei politici, è quella appunto che elegge un sindaco che si sapeva avesse dei problemi a Montegrotto e la lista sarebbe lunga, quella dei disastri sotto la Valdastico con i veleni che fanno morire la gente, da qui e dei FAS, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pensare che ci sia il popolo veneto di Santa Veneta, io non sono mai creduto, perché il popolo veneto è qualcosa di complesso che deve avere questa consapevolezza. Allora possiamo costruire prendendoci degli strumenti in grado di costruire una cultura del popolo. E il referendum è questo, il referendum deve essere assolutamente questo, ma in primo luogo se dobbiamo riappropriarsi noi, hai fatto bene, cioè deve riappropriarsi la gente, i cittadini, con l'ausilio di chi ci dà anche degli strumenti, perché se lasciate in mano al demagogo del turno o ai demagoghi di turno da ambo le parti dello schieramento politico si finisce male e non credo faremo un risultato positivo per nessuno di noi. Grazie. Ilma Risalli, già assessore provinciale di Belluno e oggi consigliere comunale del Capoluogo. Io devo dire che non posso non trovarmi d'accordo, naturalmente, con il quadro che oggi è emerso. Altrettanto dico però, da appartenente, e dico appartenente alla terra bellunese perché non sono una bellunese, diciamo che ho attraversato l'Italia, sono siciliana, quindi non condivido neanche molto le battute relative al fatto che l'Italia avrebbe goduto nel fatto che la Sicilia fosse rimasta a qualcun altro. Io ci tengo molto che la Sicilia appartenga all'Italia. Condividendo il malgoverno siciliano, condividendo tutto ciò che accade, ma questo sarebbe un discorso lungo. Il fatto invece dell'appartenenza di questi che dovrebbero essere i nostri tesori territoriali all'Italia dovrebbe farci ragionare sicuramente per un'altra politica, ma questo lo lasciamo. Questo era solo per dirvi che non mi sta venendo a parlare una montanara, un Heidi che viene giù dalle montagne. Però ci tengo moltissimo a dire che il tema e l'autonomia e come molti di voi sanno, ringrazio Simonetta, io auspico che qualcuno dei presenti, se Simonetta vorrà spostarsi come ha già fatto tante altre volte a far portare questa discussione nel bellunese, l'ideale sarebbe che non ci fossero auditori bellunesi, l'ideale è che ci foste voi, perché il vero problema è se l'Italia non fa politiche sulle differenze, non le fa neanche la Regione del Veneto. La mia preoccupazione è che esiste già chi ha battagliato, in cui ci sono molti che lo sanno e che ne hanno partecipato, perché fosse attraverso proprio l'articolo, le possibilità date dall'articolo 116 anche alle stesse regioni ci fossero speciali forme di autonomia anche all'interno della stessa regione. C'è una legge da 2 anni, la legge 25 del 2014, approvata dal Consiglio regionale del Veneto, che dà specifiche e maggiori forme di autonomia alla provincia di Belluno. Da 2 anni questa legge non è mai stata attuata, ne ha avuto, e quindi vengo alla prima domanda, visto che mi sembra di aver capito
se è così, quali garanzie hanno i territori differenti e che hanno già fatto referendum e che continuano a farne. La provincia di Belluno ci sono tutti i comuni a confine, moltissimi, che dal 2000 ad oggi hanno fatto referendum passati anche positivamente e sappiamo bene che poi vengono bloccati. Sappiamo bene. Quindi la domanda è: ma quali garanzie ha il Veneto se poi di fatto nel momento in cui esistono già dei referendum ed esistono già dei referendum che hanno avuto una risposta dal popolo, perché poi allora la voce del popolo rimane inascoltata anche dalla Regione del Veneto? Questa è la domanda. La seconda cosa, ed è un'osservazione, in realtà esistono delle forme di perequazione col Trentino Alto Adige. Sono forme di perequazione però monetarie, no? E quindi non si risolve il problema che è stato ben evidenziato dal professor Bortolussi. La questione dell'andare col cappello in mano ed essere succube ed essere, come dire, obbligato a sedere a un tavolo per la spartizione di una quota di quel fondo rischia di farlo diventare da un fondo di perequazione a un fondo di battaglia interna tra un comune di confine che è a confine e un comune di confine che diventa di confine nel momento in cui non sta dentro il patto, chiaro? Quindi non ci può essere la battaglia solo dei confini, perché poi c'è un confine del confine e poi c'è un confine del confine del confine. Allora il problema è, venendo all'esempio che ha fatto Calzante Simonetti, è vero che bisogna fare tagli diversi dei vestiti, è altrettanto vero che io porto una 44, ma sicuramente a me non sta bene allo stesso modo con una stessa 44 con forme del corpo diverse. Okay? Allora la verità è che la questione della provincia autonoma di Trento e Bolzano vanno trattate tentando di capire che lì per noi ad esempio il confronto con loro non è un problema di soldi, non è un problema di soldi, è un problema di capacità e di responsabilità di gestire un territorio totalmente diverso. Il territorio è diverso da quello degli altri. Allora se la montagna friulana soffre rispetto al centralismo triestino, per dire, noi soffriamo rispetto al centralismo veneziano, è chiaro? Perché noi dobbiamo vivere di relazioni, delle differenze. Allora, se la città, la metropoli veneta, riuscisse attraverso l'autonomia a garantirmi il rispetto della differenza e del fatto che la montagna offre ad esempio tutta l'energia alle metropoli perché sopravviva, che l'acqua della montagna offre tutta la possibilità all'agricoltura della pianura, ma per questo non può essere trattata nella stessa maniera dalla Regione del Veneto e l'agricoltore della pianura non può non sentirsi partecipe della fatica che fa uno di montagna, magari sovigliato da leggi europee, nazionali e regionali, perché se è vero che siamo il patrimonio mondiale della comunità, è altrettanto vero che questo comporta dei vincoli e la gente ad esempio non può spacciare nello stesso periodo in cui spacciano gli altri e non può usare l'acqua nello stesso modo come lo usano gli altri. Allora la domanda mia è: voi avete certezza o avete qualche speranza che nel momento in cui ci fosse un referendum sull'autonomia del Veneto, primo va avanti la questione delle autonomie e dei referendum già esistenti, due che la Regione del Veneto possa rispettare la differenza tra di noi? Grazie. Ringrazio il professor Moretta per l'iniziativa. Voglio solo fare una riflessione che peraltro Simonetta ha già introdotto nella sua sintesi dopo le relazioni. Io penso che la Corte Costituzionale ha fatto bene a dichiarare legittimo il referendum, non poteva fare altrimenti, ma anche la Messina ha detto, perché dopo è stato il 2001 che ha introdotto il 116,3, è un quesito chiaramente mutuato dal 116,3, ulteriori forme di autonomia e condizioni particolari, quindi non poteva
fatto, in particolare dai veneti, in particolare dai veneti presenti parlamentari qui dentro, per rimpolpare consistentemente il 116,3, che vi invito a leggere perché è un po' diverso da quello di prima. L'equivoco su cui si basa, no, lo ricordava giustamente il professor Antonini, le 19 materie che cita spesso anche Zaia della legislazione concorrente, a mio avviso contano molto poco, perché è quella che è fallita come modalità, non la possibilità che le regioni lo facciano. È fallito l'impianto normativo della legislazione concorrente, tant'è che la riforma viene sostanzialmente abbandonata perché non ha funzionato in 16 anni, non ha funzionato, se non ha fatto in 16 anni con diversi governi, credo non sia solo un problema di volontà, è un problema forse anche di impianto, e questo magari lo diciamo un po' autocritico come centro-sinistra che l'abbiamo fatto. Quindi al netto di questo, il 116,3 nuovo introduce molte materie, introduce un percorso solido, il negoziato, che peraltro è già aperto, introduce l'intesa, introduce la legge ordinaria votata dalle due Camere, di cui una, il Senato, sarà delle regioni, quindi dà molte possibilità in più che quel percorso venga effettivamente realizzato. Allora io dico benissimo il referendum consultivo sulla maggiore autonomia del Veneto, ma attenzione che non è valido a qualsiasi condizione. Cosa significherebbe una non riforma della Costituzione? Non cambierebbe nulla per le regioni speciali, perché rimarrebbe esattamente come sono. Quindi quell'argomento che tanto ci appassiona, anche a me appassiona, non cambierebbe assolutamente, rimarrebbe esattamente così com'è. Nel contempo rimarrebbe una paralisi costituzionale tutta da risolvere, che sicuramente non permetterebbe al nostro negoziato, quello del Veneto, che è già iniziato, di andare avanti. Quindi io penso che in termini di patto costituente, lo dico proprio apertamente, nel referendum di ottobre, quando sarà costituzionale, se nel Veneto vince largamente il sì, è un sì anche a un percorso di autonomia concreto, serio, realizzabile, già aperto, che potrà essere poi rinforzato anche dal quesito specifico, che però abbiamo detto è un quesito molto generale, se i veneti vogliono davvero questa autonomia. Ma se lo dicono già con il referendum costituzionale, questo è un passo in avanti, a mio avviso, molto molto importante. Buongiorno a tutti, intanto sono Alessandro Mosellini. Credo che da tutti e tre gli interventi sia emerso il fatto che l'autonomia non viene concessa, vorrei dire quasi con un francesismo, ottriata tramite un meccanismo di merito. Evidentemente essere virtuosi con le proprie risorse o non esserlo, essere virtuosi con le risorse altrui o non esserlo, non ha nessun collegamento con la concessione o non concessione, anche questa specularità del meccanismo del 116,3 negativo sarebbe interessante da analizzare, ma poiché non c'è un vero e proprio collegamento non c'è una strada verso l'autonomia che derivi dal merito, che i veneti comunque hanno, al di là del Mose, perché possiamo citare il Mose perché è cosa fresca, ma quanti migliaia di altri casi in tutta Italia possiamo citare dello stesso tipo. Ma il problema è questo: se non c'è un meccanismo di merito verso l'autonomia, qual è il meccanismo? Diceva giustamente, in maniera anche molto interessante, il professor Antonini, la Sicilia è autonoma in quanto c'era questa minaccia da parte degli Stati Uniti di creare che la Trinacria diventasse la loro testa di ponte del Mediterraneo. C'era una minaccia, sappiamo, da parte della Jugoslavia di mettere le mani sul Friuli, e quindi una forte autonomia all'area friulana ha consentito anche di aggiustare delle situazioni, dei luoghi delle periferie tipicamente che hanno potenzialmente dei problemi a livello proprio di confine. Sono questioni internazionali in realtà. Stessa cosa vale per il Sud Tirolo, lo si diceva proprio prima. Quindi a me sembra che l'autonomia non sia mai stata concessa, data, perché era meritata, ma neanche in realtà per questioni di minoranze linguistiche, perché non è neanche questo in realtà, ma perché il governo, lo Stato, è stato
costretto da circostanze la maggior parte delle volte esterne a dover concedere qualcosa pur di sostanzialmente di tentare di assorbire eventuali spinte. Stessa cosa ha fatto, diciamo, l'Inghilterra nei confronti della Scozia, quindi in generale la Gran Bretagna nei confronti della Scozia, superiori concessioni al fine di evitare un tipo di rottura. Quindi questa non è solo una riflessione, ma in realtà credo che la cosa più importante quando si va a negoziare, quando si parla sul tavolo del negoziato, è capire che per i Veneti l'autonomia non è una questione di avere. L'autonomia, se vogliamo che ci sia un senso, che ci sia un percorso, se vogliamo concepire l'obiettivo come processo per arrivare all'obiettivo, l'autonomia deve essere non l'autonomia come avere, ma l'autonomia come essere. Questa è la questione. Giaro, Partito Democratico di Padova. Mi sono trovata in difficoltà ultimamente perché noi come centro-sinistra siamo stati quelli che con la riforma del titolo V della Costituzione, con quello che è venuto anche con il tuo articolino, Simonetta, che obbligava lo Stato a rispondere entro 90 giorni, no? Siamo quelli di fondo che abbiamo permesso, autorizzato questo referendum, o sbaglio. Poi mi sento dire che in realtà questa riforma del titolo V della Costituzione non ha dato un buon risultato e Giorgio dice questo. Per cui Giorgio dice, insomma, nel nostro, poi tra l'altro all'interno del nostro Partito Democratico ci viene detto state attenti perché questa è la prima mossa di Zaia che vorrei chiedere anche a Umberto Lissi e Antonini, che credo siano direttamente interessati in questo, è la prima mossa che fa Zaia, partendo da una richiesta di autonomia, per mirare di nuovo all'indipendenza. State attenti perché la richiesta economico-finanziaria, se fosse teoricamente attuata, veramente squilibererebbe quello che è il codice. Ho sentito questo Giorgio, squilibererebbe quello che è il però insomma quello che è la consistenza dell'istituzione finanziaria. Però insomma, diciamo, fate finta di dire un pochino se siete d'accordo, però votate quello istituzionale perché quello, come dice Giorgio adesso, però a me pare che aver preso, siccome non ha, intanto io non lo so perché non abbia funzionato, mi devo fidare, ma questo significa che bisogna prendere tutta la legislatura concorrente e toglierla, come è stato fatto nella riforma istituzionale, non mi pare, vero? Tutta la legislatura concorrente dice non ha funzionato, la togliamo, proprio, mi pare che sia così. Ecco, o se non si tratta di ordinarla, perché poi a me pare che è una riforma, ma non è che pare a me, è una riforma profondamente centralista, quella della riforma istituzionale. Il mio partito poi lo è per natura sua centralista. E quindi poi io Giorgio ti ho sentito ancora mesi fa dire voi votate per la riforma istituzionale, stiamo parlando per quanto riguarda le regioni e non tutto, stiamo parlando qui solo per quanto riguarda le regioni, che poi ci penserò io, ti ricordi bisogna andare da Boschi per ricamare una autonomia per i Veneti. Hai detto questa frase, una cosa che mi è rimasta impressa in filigrana, hai usato anche questo. Quindi è come dire, fidatevi di me, non te, insomma, fidatevi di noi a priori, che poi vi restituiremo gentilmente, insomma, in cui noi dobbiamo demandare ancora una volta a una riforma, a un pezzo di riforma, in questo caso dobbiamo demandare la sua fiducia e dovremmo rimanere in gentile attesa. Ecco, ritengo invece che, e un'ultima cosa, lei ha aperto, il professor Antonini, è già aperta la trattativa con lo Stato? E se è aperta, qui stiamo parlando ancora tutto sul nulla perché Renzi non ha ancora deciso quando fare il referendum, perché è un momento molto vagante. Se è aperta, è stata aperta il regime di Costituzione attuale. Mettiamo che vince il sì e il referendum viene fatto successivamente.
Veneto viene fatto successivamente, vale la data dell'apertura della trattativa o quella di quando teoricamente è invalso? Sì, ci sono dei termini. Grazie. Ultimo intervento del pubblico, eccolo. Buongiorno, sarà molto breve, Sandra Milani, Partito Democratico. Io ringrazio i formatori, sono una militante molto pragmatica e sfrutto questi momenti di formazione soprattutto fondata su studi approfonditi e molto pensiero. Mi sento di dire che bisogna essere responsabilmente italiani e veneti, cioè non è che con questa partita si dimentichi di essere, di far parte comunque dell'Italia. Simonetta penso faccia il suo lavoro a Roma tanto bene come lo fa poi in Veneto. Questa è una partita secondo me che non bisogna perdere. Mi ricordo quando da consigliere comunale il professor Antolini è venuto a Villorba a spiegare il federalismo con tutto l'entusiasmo che aveva e le remore che potevamo avere noi. Purtroppo mi pare che quella legge non sia stata attuata. Allora, nessuna legge è perfetta. Questa è un'opportunità che, se con responsabilità viene poi portata avanti, può dare un cambiamento a tutto quel sentire che i cittadini, che la ciurma sentono, perché è vero, cioè magari il cittadino non riesce a capire il perché e per come, ma il sapiente, chi governa, può cercare di trovare una strada migliore. Questa deve essere fatta con responsabilità, come condivido il fatto di 2 sì, perché anche quello è un cambiamento, non sarà ottimale, ma è un cambiamento essenziale di cui abbiamo bisogno. Penso che il gioco, come ha detto il consigliere di Belluno, stia poi nella responsabilità di portare avanti i progetti e portarli a termine per poter vedere i risultati, altrimenti restiamo sempre con delle cose molto